Sono dietro ogni scena e ogni scenografia, dietro ogni fotogramma, ogni costume ed effetto sonoro, artefici di tutto quello che accade alle spalle della cinepresa, artigiani delle nostre esperienze in sala, delle nostre suggestioni. Sono le maestranze del cinema e sabato, in occasione della 15ª edizione della Pellicola d'Oro, è stata la loro festa. La cerimonia ha premiato infatti quei ruoli che hanno contribuito alla realizzazione di opere audiovisive, cinematografiche e seriali. Dal capomacchinista all'attrezzista di scena, sono stati loro per questa volta a ottenere le luci della ribalta. È importante che si esprima sempre di più e sempre con più voce la forza e l'importanza del cinema in Italia e il cinema libero in Italia. Protagonista della serata anche Armando Grottesi, l'imprenditore che ha importato a Cinecittà il Dolly, il carrello sul quale si monta una macchina da presa. Ho cominciato giovanissimo. Ho cominciato a riparare cinecamere e obiettivi, piano piano ho cominciato a costruire degli accessori e oggi costruiamo dei dolly dando lavoro a 15 famiglie. Premiati anche gli attori e registi distintisi nell'ultimo anno o nel corso della loro carriera: Paolo Sorrentino, Tommaso Ragno, Enrico Montesano e l'eterna Stefania Sandrelli, la quale ha raccontato i suoi rapporti con le maestranze ai nostri microfoni. Mi ricordo tutti a uno perché mi hanno anche amato molto, anche forse perché io ho cominciato presto, quindi mi diceva una piccola e mi chiamava, per esempio, per cui mi sono nutrita di loro, mi hanno insegnato molto e senza di loro non avrei potuto fare tutti questi bei film che ho fatto.